Siamo giunti al clou del pomeriggio bolognese, un bel miglio per soggetti di categoria BC. Sono 6 dietro l'Autostard, 1 Rick del Duomo, 2 Tinto, 3 Boys Going In, 4 Ultras Griff, 5 Vernissage Griff, 6 Vanguardia. Favori per il neoprimatista della pista bolognese Vernissage Griff, 1:10,2 una decina di giorni fa. Alternativa principale Tinto. Macchina che accelera, partiti in questo momento, veloce subito Ultras Griff che va a condurre, si proietta al suo esterno Vernissage Griff mentre Tinto è partito a mezza botta ed è ora in scia Ultras Griff. Vernissage Griff va a chiedere e ottenere strada al leader Ultras Griff in 200 metri, è padrone della situazione, 14,5 per i 200, tutti in fila indiana alle spalle del favorito. Vernissage Griff leader dunque su Ultras Griff, terza posizione per Tinto, poi vediamo Boys Going in penultima posizione, preceduto anche da Rick del Duomo, mentre chiude Vanguardia. 600 metri iniziali in 44,1. Ha stoppato una volta al comando Alessandro Gocciadoro, che non ha intenzioni bellicose oggi, perlomeno di record, completa in 58,6 gli 800 metri e conduce sempre nei confronti di Ultras Griff, Tinto e Rick del Duomo, gli altri nelle identiche posizioni di partenza. Rick del Duomo accenna a spostare all'esterno quando siamo a 600 finali, il chilometro in 1:13,2. C'è però l'anticipo da parte di Tinto che scatta a 500 dalla conclusione. Tinto in breve raggiunge Ultras Griff e avvicina il battistrada che accelera ora di scatto, 13,8 il parziale. Tinto cerca di avvicinarsi ma Vernissage Griff ha cambiato marcia, a contatto rimane comunque Ultras Griff, più indietro c'è Boys Going In, cavalli al completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo, entra nettamente in vantaggio Vernissage Griff, mentre Ultras Griff e Tinto sono alle prese. Ultimi 100 metri di gara con Vernissage Griff che controlla e vince agevolmente. Secondo posto per Ultras Griff, al terzo Tinto dovrebbe aver tenuto a bada Boys Going In. 1:12 con 28,1 a chiudere, tutto in grande semplicità per Alessandro Gocciadoro, che mette a segno un triplo personale come driver e un quadruplo come trainer. Vittoria per Vernissage Griff, subito al comando su Ultras Griff che corre molto bene al suo seguito dopo avergli concesso strada, mentre per il terzo vedete sul palo Tinto e Boys Going In si contendono la terza piazza. È tutto per questo convegno di corse, ma è tutto anche per questa stagione primaverile all'ippodromo Arcoveggio. Il testimone passa ora al Savio di Cesena che vi dà appuntamento al 3 di luglio. Prima naturalmente ci sarà la 8ª e conclusiva corsa.